ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Sono state presentate le nuove tariffe regionali del trasporto pubblico locale con importanti sconti per studenti e pendolari. Isabella Gregorato ha intervistato l'assessore regionale Graziano Pizzimenti. Punta sul risparmio, punta sulle famiglie, sulle persone fragili, punta sui giovani. Il nuovo tariffario per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. È stata istituita questa sorta di rete con biglietti unici anche con il trasporto locale cittadino. Adesso manca un ultimo tassello che è il collegamento anche con la rete ferroviaria. Ne parliamo con l'assessore regionale Graziano Pizzimenti che oggi in regione ha illustrato le nuove possibilità, le nuove tariffe. Si parla di sconti consistenti proprio per invogliare a usare il mezzo pubblico. Sì, consistenti che vanno nella direzione dei giovani, quindi gli under 26, ma soprattutto delle famiglie in generale e delle persone fragili, delle categorie fragili. Quindi abbiamo cercato di individuare praticamente tantissimi dei nostri utenti, ma soprattutto dei nostri concittadini friulani, Friuli Venezia Giulia, per poter così attrarre sempre di più le persone all'interno del trasporto pubblico locale. È un modo, secondo noi, intelligente per dare mobilità all'interno del nostro territorio, che crea ovviamente maggior sicurezza, perché minor macchine su strada vuol dire maggior sicurezza. Basti pensare per esempio ai ragazzi che vanno a Lignano, che possono andare a Lignano d'estate, under 26, lo possono andare con uno sconto del 30% in luglio-agosto del biglietto della corriere, quindi possono andare in corriera, tornare in corriera, quindi sicurezza per i ragazzi, tranquillità per le famiglie. Si è pensato anche a incrementare il numero delle fermate sul territorio, visto che c'è questo scambio con il trasporto pubblico locale. Ecco, questa è un'altra novità secondo me molto interessante. Abbiamo suddiviso il territorio Friuli Venezia Giulia nelle aree urbane con un raggio di incremento del biglietto dell'abbonamento e del biglietto giornaliero dai 14 km di raggio e anche ai 50 km di raggio. Quindi vuol dire che all'interno di questa area possiamo utilizzare un unico biglietto che può avere due vantaggi. Uno, quello di avere un'unica possibilità di prendere un biglietto e con questo giro tutto quello che serve. Due, minor costo, maggior sconto del biglietto stesso. Quindi diamo così, come dico sempre, la facilità più che altro di avere la possibilità di ottenere, di usare il trasporto pubblico locale. Senta, per quanto riguarda l'accordo anche con Ferrovie? Con Ferrovie ci stiamo lavorando da mesi anche con Ferrovie, l'obiettivo finale è quello di avere un biglietto unico, uno può usare trasporto urbano, extraurbano e Ferrovie con biglietto unico. Diciamo che con Ferrovie abbiamo qualche difficoltà, non tanto noi ma Ferrovie ha qualche difficoltà nell'organizzare internamente le proprie attività, quindi noi speriamo che per settembre, momento in cui ritorna il periodo scolastico, l'anno scolastico nuovo, siano in linea e quindi dare l'offerta completa ai nostri utenti. Era il loro primo show in uno stadio e sono riusciti a conquistare tutti. I Maneskin non hanno tradito gli oltre 27.000 fan arrivati ieri allo stadio Teghi, la Lignano Sabbiadoro, per la data zero del loro tour, 2 ore di spettacolo puro. Era il loro primo show in uno stadio e sono riusciti a conquistare tutti, dai nonni ai bambini. I Maneskin non hanno tradito gli oltre 27.000 fan arrivati ieri al Teghi la Lignano per la data zero del loro tour. La band romana, attorno alle 21:30, ha aperto la serata con Zitti e Buoni, la canzone vincitrice di Sanremo e dell'Eurovision. Poi tutti i successi, uno dietro l'altro, scatenando il pubblico per 2 ore di grande spettacolo. Friuli Venezia
Venezia Giulia davvero sta vivendo un momento magico, mai come quest'anno, mai come in questi anni. Stiamo vedendo una regione ricercata, una regione in grado di offrire un palinsesto di eventi meraviglioso, quindi stiamo lavorando, abbiamo appena iniziato, quindi questo il nostro sarà un lavoro a medio e lungo termine, ma vi posso garantire, questo io devo ringraziare gli operatori davvero e gli imprenditori del comparto, il Friuli Venezia Giulia sarà sempre di più terra di grandi eventi, terra di grandi concerti. L'aperitivo in sala stampa è stato preparato dallo chef stellato Scarello. Ma guarda, adesso siamo arrivati al momento del gelato, proprio fatto con l'azoto, per averlo fresco e appena mantecato. Ma soprattutto dobbiamo ringraziare Luca, perché portare tanta gente in Friuli fa sempre bene, fa bene anche a noi che siamo umili. In realtà le stelle per una volta tanto le abbiamo da questa parte del palco e per noi è un onore avere Emanuele Scarello con noi e quindi è un grandissimo onore, siamo felici, un'altra serata bellissima, grazie a Lignano e grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia per il supporto che ci ha sempre dato. Andiamo a Cividale, dove sarà aperta fino al 3 luglio una mostra sui giganti del Sinis, antichissimo complesso monumentale sardo nell'ambito di un gemellaggio con la Fondazione De Claricini Torpacher. I giganti del Sinis sono un complesso monumentale della Sardegna occidentale risalente a più di 3000 anni fa. La loro storia è raffigurata nei pannelli di una mostra aperta fino al 3 luglio al Museo Archeologico di Cividale. L'iniziativa nasce dal gemellaggio tra le fondazioni De Claricini di Moimacco e Monteprama di Cabras. Questa iniziativa nasce da una collaborazione con la Fondazione De Claricini Torpacher che noi abbiamo accolto in quanto Museo Archeologico Nazionale, quindi abbiamo accolto con la curiosità e l'entusiasmo di ospitare e far vedere un'altra finestra dell'archeologia italiana ed è un'iniziativa che nasce anche dalla volontà di confrontarsi, quindi due unicità, il Museo Archeologico Nazionale di Cividale con i Longobardi e un'altra realtà che ha una narrazione completamente diversa, che è quella delle popolazioni nuragiche del primo millennio a.C., quindi contesti molto lontani nel tempo, ma che si confrontano proprio in una cornice molto ampia dell'impegno che l'archeologia italiana mette proprio per la messa in valore di questi patrimoni, ed è un confronto anche tra gli operatori di questo settore che investono risorse e competenze per diciamo, immaginare un futuro dove questi tesori siano veramente un patrimonio e un punto di sviluppo. Questo gemellaggio risale a molti anni fa, perché Anthony Muroni, che è il presidente della Fondazione Monteprama di Taros Cabras, fa parte già di tutte le nostre manifestazioni da 25 anni a questa parte, prima con il Convito Nazionale, poi con altre presentazioni di libri. Tra l'altro lui ha anche scritto un giallo su Cividale, quindi è un conoscitore perfetto della nostra realtà, ma essendo anche un rappresentante del nostro Senato della Repubblica ha anche così partecipato alle varie manifestazioni che la Fondazione De Claricini Torpacher promuove. Abbiamo deciso di fare un gemellaggio. Perché questo gemellaggio? Perché portiamo noi a Cabras anche tutto il nostro brand, ovvero i Longobardi e il territorio del Cividalese. È un'attività in reciprocità dove noi ovviamente ospitiamo Monteprama, i giganti e tutto il loro sito archeologico, che ovviamente è nuragico. Noi presenteremo invece il nostro brand, che sono i Longobardi e il territorio del Cividalese. La Fondazione De Claricini ha come scopo anche quello di promuovere il territorio e quindi noi siamo in pieno argomento e soprattutto nella nostra mission. La Fondazione si occupa non solo
del sito del complesso statuario monumentale delle statue di Monteprama. Sono il più antico esempio di complesso monumentale scolpito su pietra del Mediterraneo occidentale, datano 3000 anni da oggi, VIII-IX secolo a.C. E non si occupa solo della gestione del complesso statuario e di tutto ciò che riguarda Monteprama, ma si occupa di quello che è un parco archeologico naturale del Sinis, che parte dal V millennio a.C. con la necropoli di Cucuruis-Arrius e prosegue poi con la civiltà nuragica. La partnership con la Fondazione De Claricini nasce da un'antica consuetudine fra i due presidenti anzitutto, ma poi soprattutto dalla necessità di aprire due regioni autonome, di aprire la collaborazione fra due regioni autonome come Sardegna e Friuli, che hanno tante cose in comune, sono terre di frontiera, sono due popoli fieri, sono due popoli molto orgogliosi di rappresentare un'identità particolare, sono anche due popoli che tengono molto alla parola data, alla serietà dell'impegno preso, e su questo devo dire che con i friulani davvero ci siamo sempre trovati alla perfezione, basta una parola, non c'è bisogno di firmare contratti. Nel calcio l'Udinese con le date del calendario, l'Udinese inizierà il proprio cammino in campionato a San Siro contro i campioni in carica del Milan, prima giornata il 13 o 14 agosto, esordio in casa il fine settimana successivo contro la Salernitana. Il 18 settembre alla settima giornata si giocherà Udinese-Inter e poi la prima sosta. Udinese-Lecce, Spezia-Udinese e Napoli-Udinese saranno le ultime gare del 2021 prima della pausa per i mondiali. Si ritornerà in campo alla 16ª giornata il 4 gennaio 2023 con Udinese-Empoli, Juventus-Udinese alla 17ª l'8 gennaio. Per quanto riguarda il girone di ritorno, la prima avversaria dell'Udinese sarà l'Hellas Verona in casa, Inter-Udinese il 19 febbraio alla quarta di ritorno, 19 marzo arriva poi il Milan allo stadio Friuli, si chiuderà il campionato il 4 giugno con la sfida casalinga dell'Udinese contro la Juventus. Ed ora andiamo a Lignano, dove ieri è stato presentato nel corso degli incontri con l'autore e con il vino il nuovo libro di Gian Mario Villalta intitolato Parlare al buio. A raccontarcelo è lo stesso scrittore. Non è un romanzo, è quasi un romanzo, nel senso che i racconti sono collegati intanto dall'appartenenza a uno stesso paese, a uno stesso posto, poi anche i personaggi ritornano a distanza di tempo e la volontà è quella di raccontare un'area dell'Italia, una realtà che è quella che passa dal mondo contadino al mondo industriale rapidissimamente e che produce in questo senso dei cambiamenti che riguardano le persone, le famiglie, il modo di vivere e tutto quanto in un arco di tempo diciamo molto ristretto, avendo anche da un lato quindi dei momenti di esplosione della vita e dei momenti anche in cui la vita insomma, incontra, non dico la tragedia, ma delle difficoltà di orientamento, ecco, diciamo così. È un racconto, nell'insieme dei racconti, in cui si dice che non si volevano mantenere le radici, perché il mondo che arrivava era un mondo, c'era la musica, c'erano i viaggi, c'era qualcosa che era molto più attraente e molto più bello del mondo in cui si viveva, allo stesso tempo però perdere la terra sotto i piedi, cioè quel mondo da cui eri venuto e che ancora costituiva insomma un saldo riferimento, era doloroso. Quindi dolore per la distruzione di un mondo che era il mondo contadino e il dolore per doversi adattare a un mondo nuovo, d'altra parte la contentezza perché quel mondo finiva e la contentezza per cose nuove che c'erano da fare, insomma una contraddizione sulla quale come sempre lavora la letteratura. Siamo in chiusura ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30, grazie per l'attenzione e buona giornata.